Buongiorno a tutti ragazzi e buon martedì. Secondo alcune fonti, ragazzi, ci sarebbe una tempesta magnetica in arrivo e rischiano di saltare telefonini, auto, un po' tutto. Quindi si prevede che questa tempesta magnetica sia un po' pesantuccia, diciamo così. Quindi a dare questa notizia, ragazzi, non sono io, purtroppo è la ESA, European Space Agency, quindi non è che l'ho detto io. Quindi, secondo uno studio meteospaziale, si è scoperta una perturbazione cosmica pronta a mandare in tilt, ragazzi, davvero tutto. Quindi problemi seri ho scritto perché non potevo scrivere tutto quello che poteva danneggiare. Smartphone, TV, Google Maps, automobili basate sull'interfaccia satellitare. Quindi in effetti tante cose che dovrebbero succedere a breve, in effetti. Quindi diciamo che questa tempesta magnetica, come ben sapete, causa danni a satelliti, rete elettriche, comunicazione radio, GPS, quindi tutto quello che è tecnologico, diciamo. Quindi pure le automobili, ad esempio, basate sulla radio satellitare, quindi GPS. Quindi diciamo un casino proprio. Quindi anche la NOAA ha previsto questa, diciamo, forte tempesta magnetica. Quindi dobbiamo solo sbagliare che non succeda, diciamo, nulla di che. Anche perché sarebbe dal 15, quindi ragazzi, è oggi, fino al 17, 15, 16 e 17. In questi 3 giorni ci potranno essere problemi alle comunicazioni, diciamo, a internet, anche se poi dipenderà da che parte della terra colpirà di più. Quindi è capace che in Italia sarà di meno, negli Stati Uniti di più. Quindi diciamo che arriverà questa tempesta magnetica. Quindi questa è la previsione della radiazione della tempesta solare per ottobre 15 e ottobre 17 2019. Questo lo sto leggendo sul sito della NOAA, quindi se qualcuno vuole andare a controllare lo può fare tranquillamente, basta andare sul sito della NOAA. In effetti qui fanno le previsioni sulle attività geomagnetiche. Quindi l'attesa è per questi 3 giorni. Speriamo che non sia una G3 o G4, quindi diciamo che già G2 porta problemi ai satelliti e tutto il resto, quindi speriamo che non sia una forte tempesta, quindi speriamo che ci vada bene, quindi i giorni sono questi: 15 fino a 17, poi sì, allora il 15 ottobre sta 3, 2, 2. Quindi ottobre 15, ottobre 16, ottobre 17. In effetti stamattina sta 3, G3. Poi domani starà G2. Dopodomani a G2. Sperando che non si abbia però un, diciamo, poi un'impennata. Quindi queste sono solo previsioni. Non è detto che possono essere più forti o possono essere più deboli. Quindi è sempre un rischio in effetti, quindi non è detto che sia G1, G2, G3, è solo una previsione, anche perché sarebbe le particelle impiegano 8 minuti per arrivare qui sulla Terra come la luce del Sole, quindi viaggiando alla velocità della luce ci impiegano sempre 8 minuti per arrivare sulla Terra. Quindi sicuramente su Finlandia hai, diciamo alle alte latitudini dei poli ci saranno le famose, come si chiamano, aurore boreali. Quindi sicuramente si avrà questo velo che si vede nelle, diciamo, in Finlandia, Norvegia. Se andate lì adesso di sera sicuramente ci saranno le aurore boreali causate proprio dal vento solare che a contatto con l'atmosfera crea tipo queste vele che si muovono tutte belle colorate. Quindi speriamo che non succeda nulla e che
tutti i cellulari e tutti i computer e tutto il resto, anche perché i GPS, se verranno rotti, ragazzi, sarà un vero problema per la navigazione, per gli aerei, ma per tutto in effetti, quindi tutto è basato sulla tecnologia, quindi una cosa di queste manderebbe il mondo in tilt, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Immaginate in tutto il mondo che nessun aereo può viaggiare perché non possono sapere, diciamo, ciao avvocate, le rotte. In effetti gli aerei hanno delle rotte prestabilite, a 1000 metri ci sta uno, a 2000 metri ce ne sta un altro e quindi riescono a camminare milioni di aerei e non a toccarsi, cioè a fare scontri, perché è tutto programmato. Ma senza programmazione si rischierebbe di fare aereo-aereo. Quindi le navi lo stesso usano i GPS per arrivare da un luogo all'altro. Ciao, grazie. E quindi alla fine tutto funziona con la tecnologia. Quindi se davvero saltassero i GPS non si potrebbe perlomeno volare o viaggiare con la nave, almeno finché non riescono poi a ripristinare, diciamo, la situazione. Quindi è tutto basato sulla tecnologia. Quindi diciamo internet ci metterebbe di funzionare, un po' tutto, un casino, tutto quello che è tecnologico andrebbe fuso, diciamo. Quindi poi chissà quanti anni ci vorrebbero finché non ripristinano tutto quello che ci sta da fare. Però fino a mo', già oggi è 15, quindi sembra che internet va bene, i cellulari pure. Speriamo che non accada il GPS, come ho detto, degli aerei e delle navi, perché sarebbe davvero un casino. Perché dopo nessun aereo più potrebbe volare perché non si ha una rotta precisa. Purtroppo, come ben sapete, è tutto già programmato sia sulla nave che sull'aereo. Il pilota è vero che guida l'aereo, ma è anche vero che in realtà lui fa l'atterraggio e diciamo la partenza. Poi una volta inseriti i dati e le coordinate, l'aereo va da solo, non è che il pilota guida davvero lui. Lui solo atterraggio e partenza, poi prende il comando quando arriva una tempesta e quindi si sposta, si fa di lato, però la maggior parte dice che può arrivare pure a G3, quindi la vedo un po' pesantuccia, in effetti già G2 dà problemi. Quindi se arriva a G3 potrebbe fare un forte botto e mandare in tilt tutte le telecomunicazioni, satelliti e tutto. Quindi speriamo che non succede nulla di tutto ciò, anche perché l'ho letto prima sul sito, poi il sito mi ha mandato direttamente sul sito della NOAA, cioè proprio sulla osservazione e previsione per il sole. E speriamo di no, spero proprio di no, ma non credo, è solo per la roba elettronica, quindi stiamo sicuri. Purtroppo non ci sono i segnali stradali in cielo, perciò tutti gli aerei hanno le coordinate. A 10.000 metri ci sta l'Italia che va a Cuba, a 10.000 metri ci sta l'altra parte, ci sta uno che va a New York, quindi è tutto calcolato. Quindi gli aerei non si toccheranno mai in effetti, anche perché uno sta a 9.000 metri, uno a 10, uno a 11. Poi le rotte sono tutte belle già, tutte fatte col computer, quindi non si incroceranno mai. Però senza questo non si può più volare. O almeno non possono volare tutti gli aerei, in effetti, ma anche partendo, no? Tu non puoi sapere dove sta il Giappone, faccio un esempio, se tu parti da Roma, tu dici Giappone, vabbè, sta in questa direzione, sì, ma... E poi che fai? Vai a caso, anche perché le bussole non è che funzionerebbero in effetti se arriva questa tempesta magnetica, forse saltano pure le bussole, quindi pure diciamo poi le bussole, quelle là elettroniche, diciamo saltano in aria. In effetti si dovrebbe tornare alle bussole vecchie, quelle là che si muovono in base a come si muove l'aereo e calcolare su un foglio di carta le rotte come facevano milioni di anni fa.
Però quante persone lo farebbero? Io di certo su un aereo poi così non salirei mai. Quello già così non ci salgo. Figurati se poi devo sapere che lui calcola con la bussola normale. Quelli con la moderna tecnologia ci può stare con qualche casino. Così, Jasmine, in effetti sì. In effetti anticamente pure le navi avevano la bussola quella là che si mette, sa, sulla nave e indica nord, sud, ovest, est. E poi un'altra cosa che sarebbe assurda, ragazzi, è come sapete che i poli stanno cambiando, quindi in effetti già ultimamente avevo detto che si doveva fare un aggiornamento, quindi nemmeno la bussola magnetica sarebbe più precisa come una volta perché il polo nord si sta spostando al polo sud e viceversa. Quindi già è tutto falsato facendo riferimento alla bussola, cioè il nord, se faccio l'esempio, Stati Uniti stanno al nord-nord, allora io andando su quella traiettoria e mantenendo la traiettoria al nord arrivo agli Stati Uniti. Ciao Jasmine. Ah, perciò dici così. E quindi sarebbe difficile. Perché le bussole, diciamo, stanno per noi le bussole, purtroppo il campo magnetico e dei poli ci sta stando tipo un'inversione dei poli, quindi non è più nord-nord, ma si sta spostando, diciamo, verso già stava a 30% spostato più a destra, quindi il polo non è già il polo, è tipo nord-ovest, quindi sarebbe davvero un casino, quindi è meglio che se non succede nulla perché davvero sarebbe impossibile viaggiare, almeno in parte con l'aereo, con la nave, guai guai ancora con le rotte e tutto ti puoi regolare, però gli aerei sarebbe più difficili. No, i navigatori satellitari delle automobili non funzionerebbero proprio, quindi saltano proprio, loro non funzionano proprio. Se arriva un G3 saltano proprio, quindi vanno il satellite che coordina tutte queste coordinate geografiche a Google Maps e speriamo che se succederebbe una volta una cosa così avrebbero subito un rimpiazzo. Guarda, lo spero proprio, anche perché dovrebbero fare altri satelliti in effetti. Se quello brucia il satellite, quello là delle telecomunicazioni oppure dei GPS, credo che dovranno mandare in orbita un altro satellite. Quindi significa costruirne un altro e mandarlo lì. Perché? Perché sinceramente se lo costruiscono e lo tengono a terra, quando arriva la tempesta lo fulmina, quindi non possono tenerlo di riserva perché se arriva brucierebbe pure quello che sta a terra. Ciao Domitilla, quindi non possono averne uno già pronto e fatto per poi in caso di guasto mandarlo diciamo, sullo spazio, anche perché automaticamente si brucierebbe pure quello diciamo che sta sulla terra fermo in attesa che si rompe quello, quindi lo devono fare da capo. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, speriamo che non succeda niente da partire da oggi e che dobbiamo fare? Senza internet, secondo me, e senza tutte queste cose la gente uscirebbe pazza, sono convinto. Vabbè, non pensiamoci, tanto non succede nulla, sono sicuro.